Le squadre entrano in campo, la Calcio Attori Team incontra la Grande Fratello Football Club. Ricordiamo che l'ultima volta che loro si sono incontrati hanno fatto un bellissimo 1-1, risultato finale. Giulia, ciao! Ciao, come stai? Ma come? Bene! Tutto bene? Ti sono mancato. Tantissimo. Mi hai Stavo pensato. per impazzire. Stavo E per poi impazzire. sei impazzita? E infatti sì, sto un po' accusando, però tutto bene. Allora, come ti sembra questa manifestazione? Ti stai divertendo? Molto carina, molto divertente. Ora speriamo di vincere, se no facciamo una figuretta. No, Quindi... dovete perdere. No, ma scusa, ma guarda la mia maglietta. No, bisogna vincere a tutti i costi. Io gioco contro di voi, con la nostra squadra, ma quando mai? Ho capito, ma io tipo per i miei, che devo vabbè, fare? ma Ti che fa c'è? per loro perché ci giochi te? Sì. Scusa, ma allora che amore è fra noi? Non ho capito. È un amore platonico, va oltre le squadre. Vabbè. Ciao Giulia, ci vediamo dopo. Ciao bello, fa modo, volentieri. Ciao cara. Ciao caro. Vi siete divertiti? Sì, molto. Purtroppo abbiamo perso, ma ci mancavano un sacco di persone, un sacco di elementi, quindi purtroppo questo è il periodo delle serate, discoteche, la gente lavora e quindi purtroppo non siamo mai al completo. Tra di voi chi è stato secondo te quello più bravo in campo? Ma sicuramente Luca Carica, il fidanzato di Serena, che lavora all'Endemol, molto bravo. Poi comunque gli altri, tutti hanno dato il suo apporto, purtroppo però non ci siamo riusciti. Beh, comunque l'importante è partecipare, non vincere. Andiamo un po', vediamo un po' chi ce l'ha, vieni. Come va? Bene, bene, ottimamente, abbiamo fatto una bella partita, loro sono stati più bravi di noi e hanno insaccato 3 volte, dai. Hanno insaccato 3 volte. Hanno insaccato 3 volte dietro la nostra porta, purtroppo. Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo messa tutta, un po' di sfortuna, però dai, è fatto anche di quella. Ciao carissimo, ciao. Scusate ragazzi, avete visto Salvo? Hai visto Salvo? Salvo... Chi è che sta cantando? È Salvo che sta cantando. È rientrato nella casa. È già rientrato nella casa. Come mai? Per il 6. È perché si trova meglio, fuori non lo capisce nessuno. Invece lì stava bene lui, no? Lui sì, mangia, dorme, fa gli scherzi. Salvo, ciao. Come va? Tutto bene, Salvo? Non va bene. Avete perso pesantemente. Ancora la partita non è finita. Quindi ci sono ancora... Sì, stiamo perdendo 3-0. Comunque devi considerare che manca Flavio Montrucchio, che è bravissimo in squadra, manca Sergio, il napoletano, mancano alcune punte che sono fondamentali nella squadra. Però secondo me non è importante vincere o perdere qui, è importante raccogliere dei fondi e aiutare la gente. Ti sei trovato bene, immagino, qui con noi, sì. Ma hai sentito il grande calore comunque della città? Soprattutto le sarde che sono bellissime. Mi voglio sposare con una sarda. Voglio fare voglio un'altra ragazza sarda. Ma scusa, ma tu non sei già sposato? Sì, ma ne voglio un'altra. Un'altra ancora? Sì, mi voglio aprire un harem. C'è Salvo che si vuole aprire un harem. Dice vuole aprire un harem, vuole tutte ragazze sarde. Beato lui. Come beato lui? Beato lui che ha la possibilità di aprire l'harem. E tu? Io per adesso no, aprire un harem no. Poi sono fidanzato, quindi che me ne fa? Oh, è quello che dicevo io, quello è pure sposato, ma quando mai? Deve fare, mi hanno detto, un grande fratello dove racchiudono tutti, diciamo, i più simpatici delle edizioni. E l'ho proposto anch'io. L'hai proposto anche tu? Sì, speriamo lo facciano e se lo fanno speriamo che mi scelgano. Non è mica una brutta idea. Anche perché se rientro nella casa spacco tutto questo. Senti, ma è vero che tu nella casa eri il più amato dentro, che tutte le donne che stavano all'interno volevano fare l'amore con te? Così ti hanno detto? Così mi hanno detto. Ma speriamo, a me ero amato da tutti. Guarda, Francesco, non ho mai litigato Francesco, vieni. Francesco, è vero che tu hai detto che lui era il più amato nell'ultima edizione della Grande Fratello? Sicuramente. E tutte le donne volevano fare l'amore con lui, anche gli uomini? Anche gli uomini, tranne sua moglie. Scusa, guarda che Salvo, quando è venuto qua ha parlato male di te. Sì. Ha detto che se lui si ritrovasse nella casa insieme a te, ha detto, semmai dovesse succedere, sei rovinato. Ma io lo auguro, perché io dico a tutti, se possono provare, perché non credo che vanno, come si dice, io sono un muro, hai capito? Ma ho visto che in campo ti ha seccavata pure bene. Guarda, aspetta. Salvo, scusa, Salvo, perdonami, vieni un attimino. Diglielo a Bob adesso, è vero che quando è venuto qua ti ho detto se mi dovessi ritrovare nella casa anche con Bob sarebbe rovinato. Sarebbe una figata, perché squartiamo mezzo mondo. Sarebbe carino però che riunissero nella casa. Lo faranno. Magari. Un bel contratto da 200.000 euro e andiamo.